A Cagliari, nella località Medausucramu, il tempo pare essersi fermato 50 anni fa. L'oasi, a cavallo tra un parco naturalistico e un'area abitativa abusiva, è stata dimenticata dagli uomini e dalla politica, salvo due eccezioni, i cittadini che vi abitano e i politici in campagna elettorale. Il territorio appartiene per un terzo al comune di Cagliari e per il restante a quello di Quartu. In principio era un terreno agricolo adiacente al parco naturale, ma a causa del mancato rilascio dei condoni edilizi si è dato il via ad una vera e propria anarchia urbanistica. Sono quasi 500 le persone che, abusivamente, hanno costruito la propria abitazione. Nonostante i pagamenti, il condono non è mai arrivato. Basta guardarsi intorno per capire il degrado che non solo affligge gli abitanti che si sentono in una città parallela, ma che riguarda tutta Cagliari. Dal ponticello, che introduce a questa bellissima oasi, parte una strada bianca e dissestata che porta sino alla bussola. Il percorso prosegue fra buche, polvere e detriti. È evidente la mancata manutenzione ordinaria, l'illuminazione è completamente assente. È notizia della scorsa settimana la rottura di un tubo dell'acqua che passa proprio sotto la strada, che ha causato fastidiosi allagamenti per gli abitanti della zona. Per non parlare delle fogne, completamente inesistenti. Gli abitanti di Medausucramu spendono 200 euro ogni 2 mesi per la manutenzione della fossa settica, da molti ormai ritenuta non più a norma. I vicoli laterali sono quelli in migliore stato. Sono gli stessi abitanti che, a loro spese, hanno ripianato almeno le vie davanti ai loro ingressi. Balzano all'occhio le costruzioni di varie case basse e indipendenti, nascoste agli occhi indiscreti da muri in cemento e teli verdi, che stonano davanti al panorama mozzafiato che ci regalano da una parte Monte Urpinu, dall'altra la Sella del Diavolo, il Poetto e le Saline. La situazione di quest'area disagiata è stata più volte ricordata negli uffici comunali in via Roma, ma il risultato sono state soltanto tante promesse, ma niente di fatto. Gli abitanti però non si arrendono e sperano che in qualche modo la loro situazione si regolarizzi. In Italia ci sono altri esempi in cui aree disastrate e abusive sono state risanate grazie a piani normativi efficaci. Perché non augurarci che anche qui possa esserci un intervento efficace e l'adozione di un piano di risanamento?